Ciao ragazzi, bentornati a 101 Storie Zen. La storia di stasera spacca, letteralmente è bellissima. Se vi piacciono le arti marziali o se comunque vi piace avere un risvolto orientale, questa proprio è perfetta. Nelle mani del destino. Un grande guerriero giapponese, che si chiamava Nobunaga, decise di attaccare il nemico sebbene il suo esercito fosse numericamente soltanto un decimo di quello avversario. Lui sapeva che avrebbe vinto, ma i suoi soldati erano parecchio dubbiosi. Durante la marcia si fermò a un tempio shintoista e disse ai suoi uomini: dopo aver visitato il tempio, butterò una moneta. Se viene testa, vinceremo. Se viene croce, perderemo. Siamo nelle mani del destino. Nobunaga entrò nel tempio e pregò a lungo in silenzio. Uscì e gettò la moneta. Venne testa. I suoi soldati erano così impazienti di battersi che vinsero la battaglia senza alcuna difficoltà. Nessuno può cambiare il destino, disse a Nobunaga il suo aiutante dopo la battaglia. No, davvero nessuno, disse Nobunaga, mostrandogli una moneta che aveva testa su tutte e due le facce. Spacca, è bellissima. Tra l'altro anche qui ci sono varie interpretazioni, io vi do quella che secondo me è una delle più inerenti al pianeta delle arti marziali, applicabile poi anche alla vita, al lavoro o alle situazioni personali, insomma. Quello che è bello di questa storia è di come ci sia una persona, una guida, un condottiero che a capo di un bel gruppo lo conosce talmente bene che conosce le potenzialità, sa che avrebbero vinto, sa che possono farcela. Qual è la cura, l'attenzione, questa fine saggezza che lui ha? Ha la capacità di vedere e di sentire, sono dubbiosi. Quindi lui che ne è a capo non ne fa un uso improprio di queste truppe, di questi guerrieri che sono al suo fianco per lui. Lui è sensibile, sente che sono dubbiosi. Non li manda al macello sapendo che potrebbero vincere. No, attenzione, lui sa che ha bisogno di motivarli e sa che ha bisogno di riuscire a incanalare questa loro paura, questo loro dubbio in un qualcosa di positivo, in una convinzione che ce la faranno. Soprattutto nelle fasi agonistiche, nello sport, questa cosa che è un po' l'allenamento mentale, la meditazione, la convinzione di riuscire, è una cosa veramente importante. Mi sento quindi qui di dirvi che l'accezione non è del passato di questa storia, è tanto attuale, ma proprio tanto, e nello sport ancora di più. Nelle arti marziali pure, perché quando devo entrare per un attacco, devo attaccare. Quando devo parare per un attacco, devo schivare, devo uscire dalla linea, devo non farmi trovare. Quindi queste lezioni sono molto di più che qualcosa di scritto su un libro, sono spiegazioni anche tecniche se le sapete leggere. Per questo vi dico di crescere in corpo, mente e spirito ed essere una cintura elevata di alto grado su tutti questi elementi, perché questo maturare sul corpo, quindi fase tecnica, mente, fase strategica e come muovere il corpo, e spirito, emozioni, sensazioni, cosa sento, cosa provo mentre faccio questo movimento, questo faranno di voi un grande insegnante un giorno o comunque un grande allievo se non volete diventare insegnante, perché crescete su dei livelli di conoscenza differenti e questo vi può dare molto sia nella vita lavorativa, affettiva, nelle arti marziali e nell'hobbistica. Questo deve essere un modo di crescere, ok? Sempre paritario su questi tre livelli che secondo me sono quelli che definiscono in modo più importante quello che può essere, ripeto, un insegnante o qualcuno che comunque vuole non solo addestrare se stesso, ma avere cura di altri. Come questo guerriero di cui parla la storia, e è un guerriero che ha a cuore queste persone e sa che sono dubbiose. Ha bisogno di spegnere questo dubbio. E come fa? Manipolando il destino. Manipolando non tanto il vero destino. Se dovevano perdere, avrebbero perso, sarebbero stati uccisi. Manipola cosa? Manipola la convinzione di perdere. E la distrugge, la azzera, la spiattella con una moneta a terra. E è bellissimo questo, perché attenzione, lui non è che mente,
Se verrà a testa vinceremo, se verrà a croce perderemo. Ha solo usato uno strumento diverso, ha usato una moneta a due teste. Non sta manipolando il destino, sta manipolando le convinzioni. Questa è una cosa stupenda, nel senso che se riuscisse sempre questo tipo di cosa sul lavoro, sulla vita affettiva, voi riuscireste a gestire bene non solo le vostre emozioni, ma anche quelle di cui avete accanto. Non voglio dire che dovete manipolare gli altri, assolutamente, non è questa l'idea. L'idea dovrebbe essere quella di far maturare delle sensazioni positive, dei momenti di difficoltà di altri, voi potete alleggerirli se volete. E questo è un vostro compito se ad esempio siete degli insegnanti. Se avete il ruolo di guida o comunque sia di accompagnatori verso un percorso, un cammino che si fa da soli, ma che ogni tanto magari necessita di qualche raddrizzata o di qualche semplicemente consiglio, voi ci dovete essere in questo modo, lungimiranti, sentendo, essendo sensibili. Questa è una grande qualità, è una grande dote che secondo me va coltivata, non va sottovalutata per niente. Il mio consiglio è quello di leggere questa storia 2 o 3 volte per riuscire a capire come anche solo la scelta delle parole che sono state usate è veramente fine. Erano dubbiosi, ma lui sapeva che potevano vincere o che avrebbero vinto facilmente. Lui decide di andare al tempio, di entrare, di meditare in silenzio, esce, getta la moneta. Quindi qui il ruolo del destino come in realtà spettatore, perché il destino di fatto lì non farà proprio nulla se non confermare che sono degli abili guerrieri dopo, nella battaglia. Ma ripeto, non è una manipolazione di tipo negativo, è una manipolazione per la vittoria, per cercare di riuscire a motivare delle persone che sono in dubbio con se stesse o sulla situazione. È difficile pensare a una battaglia in cui c'è il rapporto 1 a 10. Ora pensate di immedesimarvi in queste truppe che dicono ah, sì, ok, io però devo ucciderne 10, il mio compagno pure, o comunque sia, siamo un gruppo, dobbiamo fronteggiare 10 volte tanto il nostro gruppo. Non è facile come pensiero, non è neanche avvicinabile come pensiero al giorno d'oggi. La guerra è una cosa molto lontana da noi non abbiamo vissuto le guerre, le abbiamo viste dai TG, le abbiamo sentite dai racconti, ma viverle è un'altra cosa. Questa storia però è un parallelismo perfetto per quella che è la vita quotidiana, tante difficoltà, tante magari paure, e la paura è normale, la paura è sana. Imparare ad abbattere la paura o a veicolarla, questa è proprio la cosa migliore che si può fare come insegnanti, veicolare la paura per la riuscita di un risultato, per una prestazione. Questo è qualcosa di grande ed è una qualità difficile da coltivare, ma che un buon insegnante deve fare. E attenzione, lo deve fare non per una riuscita personale, deve farlo per far emergere quelle che sono delle qualità che gli altri hanno già dentro di loro. Non fa nulla di diverso se non rimarcare il loro valore, il loro coraggio, la loro capacità di vittoria. Questo grande guerriero non cerca di affermare se stesso, cerca solo di far star bene chi ha attorno. E questa è una cosa per me sacrosanta, chi mi conosce lo sa, e è proprio bella anche l'atmosfera con cui alla fine il suo compagno d'armi più vicino gli dice nessuno può battere il destino, e lui conferma sì, è vero, nessuno lo può combattere. È bella questa cosa perché lui sa che il destino è inevitabile, che la morte prima o poi arriverà per tutti, eppure per un po' abbiamo creduto di farcela e ce l'abbiamo fatta. Questo è quello che lui fa. Manipola leggermente le convinzioni, i dubbi, e li veicola su qualcosa di buono, di sano. Ecco, ci tenevo a leggervela, era una delle storie più belle secondo me di questo libro e spero vi sia piaciuta. Detto questo, ci vediamo alla prossima storia zen. Ciao ciao!